Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, confermato l'arrivo quindi di aria fredda di matrice artica che riuscirà quindi a sfondare sull'Europa centrale e l'Italia, portando quindi un peggioramento delle condizioni meteo già dalla giornata di venerdì. E questo determinerà poi un passaggio di piogge temporali di una nottata di sabato fino ad arrivare all'Emilia Romagna, per poi spingersi anche sul medio alto Adriatico, colpendo anche il centro e poi in forma meno marcata anche il sud entro la giornata di domenica. Vediamo un po' perché vedete, queste correnti entreranno nel nostro paese proprio dirette da nord verso sud, accompagnato da un nuovo calo termico, temperature ancora sotto la media del periodo, comunque su valori gradevoli almeno fino alla giornata di lunedì prossimo. Vivremo insomma costantemente tra i 28 e i 32 gradi, con punticini anche oltre fino a 33-34 gradi sulla Sicilia nei valori massimi, e questo porterà comunque a un rinforzo della ventilazione e venerdì determinata quindi da temporali fin dal mattino sulle Alpi centro-orientali, che potranno sconfinare fino alle alte pianure del Veneto, e poi nel pomeriggio con diffusione poi su prealpi, pedemontane e le alte pianure centro-orientali di temporali in forma multicellulare che poi scenderanno entro sera sul basso Veneto e anche sulla Emilia Romagna nella notte successiva. Quindi vedete, le aree più colpite saranno proprio queste, con una possibilità di multicelle che interesseranno anche il Piemonte e soprattutto il Cunese, ma con bassa probabilità invece altrove. La grandinata potrà anche superare i 3 cm di diametro, non oltre. Guardate poi come le giornate di sabato vivrà quindi con maltempo in forma un po' più strutturata, soprattutto sulle aree che sono evidenziate proprio in questa immagine. Supereremo anche i 30 mm, pensate, il picco sul versante adriatico, sull'alto Adriatico con il Veneto e in parte anche sul Friuli Venezia Giulia lungo le coste, e poi temporali multicellulari anche qui in forma più strutturata sull'Appennino tosco-emiliano fino a raggiungere anche l'Abruzzo. Giornata di domenica poi che vedrà quindi il minimo scendere verso il sud, le regioni meridionali, comunque meno colpito il sud in quanto sarà più strutturato sempre sul centro Italia il dominio della posizione convettiva, quindi i temporali saranno strutturati proprio su tali aree cerchiate, quindi soprattutto sulle zone interne del centro fino ad arrivare possibilità anche a Roma, e poi possibilità anche di una piccola cella che potrebbe nascere proprio sulla costa campana, da comunque definire. Per quanto riguarda altrove, qualche temporale anche possibile sulle prealpi, quelle venete e sulle Dolomiti. Giornate lunedì però, come vedete, tendono ad allontanarsi le perturbazioni. Un ciclone carico di maltempo situato sulla Gran Bretagna non riuscirà a raggiungerci, porterà un po' di aria umida, qualche nube pomeridiana sulle regioni settentrionali, con possibilità di qualche temporale solamente sulle zone dolomitiche, sulle Alpi nord-orientali, ma nulla di che altrove, dato che rinforzerà l'anticiclone azoriano, spingeranno venti un po' più miti dai quadranti occidentali, entrerà questa area e di conseguenza cambierà anche il tempo, tornando un po' più di stabilità dalla prossima settimana, con invece il flusso più perturbato che interesserà l'Europa nord-orientale. Ancora da capire però se avremo dei fenomeni, non dovrebbero più essercene invece settimana prossima, se non qualche temporale possibile nella giornata di martedì sulle prealpi nord-orientali, quindi parlo dell'Alto Veneto, del Friuli Venezia Giulia soprattutto. Altrove nulla, rialzeranno le temperature, quindi torneremo anche sopra la media, pensate, a partire dalla metà della prossima settimana, quando potrebbe avanzare una nuova ondata di caldo di matrice africana. Da confermare, ma vi dico, si stanno già alzando le ipotesi. Per maggiori dettagli però continuate a seguirmi.